Dopo la decisione dell'Unione Europea di tagliare 2 milioni di finanziamenti alla Biennale, sulla vicenda è intervenuto anche il Cremlino, esprimendo rammarico per il trattamento riservato alla cultura russa in Occidente, ma anche gratitudine alla Biennale per aver continuato a collaborare con Mosca. L'ha chiarito il portavoce Dmitry Peskov rispondendo a una domanda dell'agenzia russa sul taglio dei fondi. La cultura russa in Occidente, ha detto, è sottoposta a una pressione terribile. Commentando le raccomandazioni della Commissione europea di interrompere i finanziamenti alla manifestazione veneziana dopo la riapertura del padiglione russo, bisogna esprimere gratitudine agli organizzatori che hanno collaborato e continuano a collaborare con i nostri rappresentanti, ha concluso, e congratularsi con loro per essere liberi dalla ristrettezza mentale che attualmente domina l'Europa. Se le polemiche sul padiglione russo alla Biennale si erano dunque spente, ora si stanno riaccendendo, soprattutto da parte di chi ritiene che l'ente abbia dimostrato un'eccessiva apertura nei confronti di Mosca. La regione Veneto però è dalla parte della Biennale. Il governatore Stefani, componente del CDA, ha infatti confermato fiducia a Buttafuoco, mentre per ora il comune non commenta la questione. Non resta che attendere mercoledì mattina, quando a Ca' Giustinian si riunirà il Consiglio di amministrazione col primo punto all'ordine del giorno proprio il caso Russia e i contributi tagliati. Il presidente Buttafuoco è determinato, forte anche di una Biennale Arte che consolida numeri da edizione record, registrando un aumento di visitatori del 20% rispetto al 2024.